La svolta nella mobilità elettrica è stato uno degli argomenti di incontro e di confronto quest'oggi a Pordenone nella sala della provincia. Ne parliamo con Manuela Masutti di Area Science Park. In cosa consiste questa gemmazione del progetto NEMO della mobilità elettrica? Abbiamo chiamato Noemix e abbiamo registrato il marchio per questo progetto, con progetto europeo di Horizon 2020, che prevede una rivoluzione per quanto riguarda la mobilità a livello regionale, ma anche un esempio e una best practice che è di interesse a livello nazionale e anche internazionale. Infatti abbiamo moltissimi operatori e ministeri che faranno parte dei gruppi di lavoro di questo progetto, perché è un po' una novità. Questo progetto ha due caratteristiche innovative che sono molto interessanti, che una è il passaggio graduale all'elettrico delle flotte aziendali delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia, e la seconda è quella un po' una rivoluzione copernicana, il passaggio da una concezione di proprietà della flotta aziendale, quindi una gestione interna, a uno di acquisto di un servizio chiave in mano, e sarà quello che richiederemo al mercato, sarà il servizio Noemix, che comprenderà sia il noleggio o il car sharing di auto elettriche, le colonnine per la ricarica, un software di gestione dell'intero sistema a livello regionale, e la Regione Friuli Venezia Giulia è project leader di questo progetto e si propone come ente coordinatore l'onere di coordinare, aggregare la domanda e poi gestire l'appalto, che verrà affidato agli operatori privati, perché si tratta di una partnership pubblico-privata. Per quanto riguarda i numeri, ci sono già dei numeri che si possono dire qual è l'obiettivo che ci si vuole porre in questo progetto? Abbiamo un obiettivo che è fondamentale, un vincolo che ci è stato dato anche dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha finanziato questo progetto con 900.000 euro. Questo progetto dovrà garantire 14 milioni di investimento sul mercato nei 5 anni successivi. Quindi questi fondi di assistenza tecnica sono tutti fondamentali per fare un'analisi dei bisogni di mobilità delle auto elettriche, studiare un piano regionale di mobilità di tutte le PA che aderiranno al progetto, studiare una formula economico-finanziaria, un business plan che sia appetibile anche per il mercato, e ci saranno dei momenti di confronto con il mercato nel corso del progetto, e a gennaio del 2021 affideremo il servizio per la gestione, la prima in Italia, di questo servizio di mobilità elettrico delle pubbliche amministrazioni regionali. Sarà il primo passo poi per poi pensare anche ad azioni che coinvolgano i privati, e la Regione potrebbe configurarsi e si configurerà come un piccolo esempio laboratorio di mobilità elettrica a livello nazionale ed europeo.